Ciao da Federico e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto a scoprire il giro più bello che si può fare qui, nella parte centrale della pianura veneta. Ho deciso di partire da Battaglia Terme, in provincia di Padova, per andare a scoprire l'anello dei Colli Euganei, un centinaio di colline dalla forma conica quasi perfetta che nascono qui al centro della pianura veneta, che rende l'atmosfera veramente affascinante e suggestiva. Questi canali artificiali che saranno un po' l'icona di questo mio giro, insieme a castelli, ville, addirittura qui sotto ci sono delle falde dove l'acqua passa a 85 gradi centigradi e qui è stata sfruttata al massimo. Ma non solo, chi abita qui nel territorio ha creato la piscina più profonda d'Italia e nel 2014 anche la più profonda del mondo. Insomma, tante curiosità e bellezze da vedere oggi. Allora, venite con me a scoprirle. Arrivando a Monselice noto subito la sua rocca che svetta sopra il colle Montericco, ma non posso non fermarmi qui nel centro per vedere la torre civica e questo meraviglioso castello iniziato a costruire nell'undicesimo secolo, poi ristrutturato dalla famiglia degli Ezzelini e infine ampliato nei secoli successivi. Si fa un vero salto nell'alto medioevo, un'esperienza unica. Mi lascio alle spalle Monselice e qui, immerso tra queste campagne e lo sfondo dei Colli Euganei, recupero le energie, ritrovo l'equilibrio, lascio alle spalle la routine e i problemi quotidiani di ogni giorno per dedicarmi al relax e alla scoperta di questo territorio. E qui, alle porte di Este, c'è subito uno scenario che mi porta in un altro mondo. Qui, in lontananza, vedo la cappella della basilica e la torre a fianco, vedo anche la torre civica e infine il castello Carrarese. È un piccolo scorcio, ma che mi lascia a bocca aperta. E poi che dire, l'attenzione delle piccole cose, questo cestino per la raccolta differenziata. Piccoli dettagli, ma che rendono tutto quanto perfetto e attento all'ambiente. E la parola che anche oggi contraddistingue questo mio giro è puro spettacolo, la magia della natura. In questo parco regionale dei Colli Euganei, queste colline eterogenee di diversa altezza tra loro, coni formatosi 40 milioni di anni fa da eruzioni vulcaniche, la lava scendendo ha formato queste forme quasi perfette, altezze eterogenee tra loro per un massimo di 600 metri per il monte più alto, una flora e una fauna che qui è un vero polmone verde per questo territorio. E immerso qui in questa campagna con i Colli Euganei che mi fanno compagnia, seguendo gli argini dei canali, questa atmosfera è pura magia incontaminata, perché l'uomo la rispetta e noi possiamo rilassarci e godere appieno di queste bellezze, qualcosa di pazzesco.
Arrivato a Este faccio una piccola deviazione per ammirare il castello carrarese. È stato costruito nel XIV secolo su delle rovine di una fortezza estense, ha delle mura di 1 chilometro di lunghezza e diversi torrioni. Questa era una struttura militare di protezione della città. Mi trovo ora a Vo Vecchio, qui trovo la villa Contarini Venier. In questa struttura seicentesca nel 1943 fu campo di concentramento degli ebrei di Padova e Rovigo. 47 persone si trovavano qui al loro interno. Nel 1944 fu dismesso e mandate ad Auschwitz. Di quei 47 ebrei ne tornarono solo 3 donne. È una storia veramente triste e lascia senza parole. Passo per il piccolo paesino di Bastia e affronto successivamente l'unica salita di oggi del Monte Sereo, qualche centinaio di metri in salita adatto a tutti, per ritrovarmi di nuovo qui in un ambiente veramente magico, quello dei Colli Euganei. Mi dirigo verso Abano Terme e Montegrotto Terme, famose in tutto il mondo per le loro acque termali. Ma da dove nascono? Un tempo si pensava fossero delle manifestazioni divine oppure degli fenomeni nel sottosuolo vulcanici. In realtà, dopo alcuni studi dell'800, si scoprì che queste sorgenti nascevano qui nel Vicentino, tra le Prealpi e le piccole Dolomiti, a 2.500-3.000 metri di profondità. Andavano a infilarsi in piccole fessure tra le rocce calcaree dolomitiche, per poi arrivare fino ai Colli Euganei, sorgendo grazie a una spinta delle emissioni magmatiche nel sottosuolo dei circoli tortuosi d'acqua, arrivando a una temperatura di 75 e 85 gradi circa nella media. Poi vengono utilizzate da questi centri termali grazie al loro raffreddamento, portandole all'incirca 34 gradi. Queste acque, che sono nel sottosuolo, inoltre acquisiscono notevoli proprietà, per cui sono ritenute curative. E infatti qui siamo nell'unico posto in Italia, tra Abano, Montegrotto e dintorni, dove ogni struttura, ogni hotel ha una piscina termale. Mi trovo a Montegrotto Terme, lì in alto la Villa Draghi, una bellissima villa veneta costruita nel 1850 in stile neogotico, un capolavoro. Ma essendo a Montegrotto non posso non parlarvi della piscina più profonda al mondo, costruita nel 2014, è quella più profonda d'Italia da Guinness dei primati. Questo record è stato battuto altre 2 volte. Attualmente si trova al terzo posto come profondità di 42 metri. Si può fare un'immersione subacquea senza muta, in quanto la temperatura varia dai 32 ai 34 gradi. Sono state costruite delle grotte, delle piattaforme, addirittura un tunnel che le attraversa. Qualcosa di pazzesco, un capolavoro di architettura e ingegneria. Arrivato al Catagio, ora in fase di restauro, è un castello
la reggia qui dei Colli Euganei del Veneto, e anche il palazzo più strano è stato infatti villa, palazzo, residenza imperiale. Qui si susseguivano feste, giostre, eventi una dietro l'altra e c'erano ospiti internazionali da tutto il mondo, qualcosa di incredibile. Iniziata a costruire nel 1570, speriamo venga sistemata al più presto, così da poterne rigodere appieno di questo fantastico edificio. Arrivato al punto di partenza, Battaglia Terme, e questo naviglio è veramente spettacolare. Il giro di oggi di 63 km, come sempre vi lascio la traccia in descrizione. Lo consiglio a tutti in quanto è sempre su sede protetta, pista ciclabile o mista auto, però dove sono strade che passano veramente una macchina ogni tanto e e ha bellissimi scorci in mezzo alla natura, ma anche di storia e di arte, qualcosa di unico e spettacolare. Se il video vi è piaciuto, come sempre mettetemi un bel like e al prossimo. Ciao da Federico.